Luci, suoni, colori, tutto pronto nella sempre splendida cornice della Belbote Arena. Team Giorgione, Futsal a Jesolo. Il vostro Stefano Testoni per Futsal Veneto TV a raccontarvi la quinta giornata di ritorno. Una sfida tutta veneta con classifiche diametricalmente opposte. Team Giorgione, secondo della classe con 34 punti. Futsal Jesolo invece penultimo in graduatoria con 11 punti, ha bisogno di mettere in cascina punti, vittoria e ossigeno per una classifica difficile sul campo che un anno e un mese fa aveva portato la squadra oggi nata da Arcifoletto al successo della Coppa Italia del Veneto. A dirigere l'incontro Giuseppe Corrado di Castellammare di Stabia, Gianluigi Sorriso di Frattamaggiore al Crono e il padovano Antonino La Rosa. Andiamo con le formazioni, partendo dal Futsal Jesolo, ospite quest'oggi allenato da mister D'Arcifoletto. Si era con il numero 1 Massafra, 3 Cerin, 4 Baccoli, 7 Giovenazzi, 8 Caruani, 10 Facco, 11 Azzabi, 12 Origi, 13 Bari, 14 Vento, 29 Boraco, con il 47 il capitano, il giovane fantasista Raffigna. Mister Alemao invece schiera con il numero 1 Bastini, con il 3 Muffadalla, 4 Vecchione, 5 Perozzo, 6 De Chiara, 7 La Cruda, 8 Bon, 9 Cacaro, 10 il capitano Ayub Tilal, 12 Bianchi, 19 Leossenna, 20 Celona. Bastini torna sul suo campo della Belbote Arena la settimana dopo essere ritornato in campionato. Assenti per infortunio Stefani e De Generi, lasciati fuori dall'Alemao per motivi precauzionali. Complimenti invece a Roberto Rosca, che non è oggi della partita perché assieme ai compagni della nazionale della Moldavia è in viaggio verso le amichevoli contro la Bulgaria, il primo giocatore in maglia Giorgione chiamato da una nazionale maggiore per un impegno internazionale. In bocca al lupo a Roberto, che rivedremo sicuramente qui tra qualche settimana. Baccoli, Raffigna, Simone Facco, tra i pali Donato Massafra, con la maglia numero 8 Omar Caruani, nel quintetto di partenza di mister D'Arcifoletto, con le ultime indicazioni proprio del tecnico Foletto al suo numero 8. Dalla parte opposta c'è Bastini tra i pali, De Chiara, Tilal Ayub, Naim Muffadal e Bon, i 5 titolari di questa sfida. Fa specie non vedere in campo subito Leossenna, protagonista in questo campionato con la maglia del Team Giorgione. Già 18 i gol segnati dal numero 19 italo brasiliano, che insegue quota 20. Pronti, si parte, i primi 20 minuti di questa sfida che nella gara di andata sorrise agli uomini di mister Alemao, vittoriosi per 6-3 in quella che era la quinta giornata di andata. Jesolo in possesso, l'apertura di Baccoli per Raffigna, va via Raffigna sul lato, Raffigna in pallone in mezzo per il tentativo di Caruani, con il tacco si sbraccia mister Alemao, non contento dei suoni in questo frangente. Subito ghiotta occasione per la squadra veneziana. Muffadal intanto spinto senza fallo da Baccoli, Raffigna la puntata, l'apertura sotto porta per Facco. Bastini prende il pallone, lo muove subito avanti in velocità per Naim Muffadal, che lo protegge bene, spalla la porta. Muffadal cerca di accentrarsi, ma è bravo il numero 8 Caruani a volare dalla parte opposta. Il tiro centrale resta lì, ancora Bastini, prima con i pugni, poi con la gamba di richiamo dice di no. Mister Alemao si arrabbia con il signor Sorriso per un fallo non ravvisato. 41 secondi, subito partita iniziata a ritmi molto alti. Cerca di uscire il Team Giorgione con De Chiara per Bon, che viene fermato però da Baccoli. Si sbracciano i due senza tanto amore, poi Baccoli per Massafra, costretto a calciare lontano, palla che si abbassa ma che non sorprende Andrea Bastini, che subito rilancia il pallone avanti per Bon, che corre dietro i pali da De Chiara, cerca di chiamarla per Muffadal, che però si era un attimino perso qualche istante nel cercare di tornare nella propria metà campo. Intanto Baccoli pronto a muovere il pallone. Yuri Baccoli, che aveva iniziato il campionato come allenatore e giocatore, poi la decisione di ripartire. Qui intanto c'è un fallo di Facco, che aveva trattenuto il pallone. Facco, che poi è
andato a carambolare addosso a Capitan Tilal, un fallo comunque di seconda non cumulativo, resta a terra Tilal, non volontario ovviamente il colpo di Facco, spinto da un avversario. Intanto salutiamo il carissimo Federico Scambi che ci sta seguendo da Cortina, il nostro amico Federico, preparatore di portieri, tra l'altro anche ha esordito con la maglia dello Jesolo quest'anno, operatore sanitario chiamato a dire la sua nella città bellunese che ospita assieme a Milano, Livigno, Bormio e chi più ne ha più ne metta le Olimpiadi iniziate ieri sera con la cerimonia di apertura ufficialmente. Intanto Claudio Cante esce dal campo aiutato anche da un avversario Tilal Ayub. Applausi dei tifosi, numerosi tifosi sempre qui presenti alla Belbotea Arena. Intanto eccolo che entra Leo Senna, si può ripartire, problemino per la caviglia destra, mi sembra di aver visto dal Capitan Tilal, il mister Bragagnolo che subito va a controllare se c'è presente in tribuna il massaggiatore. Intanto cerca di uscire da Figna, non ci riesce perché fa buona guardia proprio Leo Senna. Giro palla, 18:30 ancora da giocare, bella la palla l'imbucata dentro per Bon che non arriva il pallone, esce però nei tempi giusti Donato Massafra, molti tifosi ex Carecchiupano per Donato Massafra qui in tribuna. Qui intanto l'apertura per Bacoli, il pallone che resta lì, non c'è il fallo, fa continuare il tiro e Bastini mentre stava per cadere respinge il pallone in calcio d'angolo. Partita intensa con scaramucce, ci stava probabilmente un fallo precedente proprio su Bacoli che era stato trattenuto da un avversario, non è stato ravvisato il direttore di gara che al momento stanno interpretando la sfida un po' ovviamente in modo in British, meno di 2 minuti, calcio d'angolo comunque per lo Jesolo di mister Foletto. Caruani in mezzo il pallone, Leosenna sbatte su Leosenna il pallone che cercava di indirizzare dalle parti Bastini, il numero 47 Raffigna, riparte in alto subito il Giorgione con De Chiara dietro per Leosenna fa scivolare palla a destra per Bon, l'imbucata verticale per De Chiara che va a puntare Facco, De Chiara l'apertura cercata per Mufadal, non si fa impensierire Massafra, Bacoli il tacco troppo morbido ma impreciso per Caruani, dunque laterale per la squadra di casa. Pronto a rimettere in gioco il pallone Bon per Senna che viene fermato, il contropiede allora Caruani l'apertura per Facco, ma ancora Bastini che dice ancora no, il quarto intervento del numero 1 Patavino, diventato papà qualche settimana fa Bastini, subito protagonista, e però intanto si è perso dietro gli stendardi biancorossi della Belbotea Arena. Bastini sostituito in modo egregio, mamma che brivido qui, è arrivato a timbrare sotto porta Simone Facco, 8 gol per lui in questo campionato. Il miglior marcatore dello Jesolo in campionato è Raffigna con 10 gol all'attivo, una squadra, quella dello Jesolo, che comunque ha segnato parecchi gol, 57, ma ne ha subiti anche tanti, ben 73 quelli raccolti alle spalle dei propri portieri. Il miglior attacco invece quello del team Giorgione del torneo con 82 gol fatti, ma al momento a mettere il suo nome davanti a tutti è la corazzata Bissuola che sta veleggiando senza una sconfitta, soltanto un pari per il Bissuola proprio nella gara di ritorno contro il team Giorgione un paio di settimane fa, a conferma del valore indiscusso della formazione allenata da Nicola Paglianti, che merita e come di fare il salto di categoria. Sono già 3 sicure, forse anche 4 stagioni che il Bissuola è lì davanti a lottare per la promozione. Attenzione a De Chiara cerca l'imbucata, viene però fermato dal raddoppio di Caruani che va in aiuto a Facco. Caruani, il pallone è probabilmente uscito, non per il direttore di gara che ha visto sicuramente meglio rispetto alla nostra postazione di cui vi stiamo raccontando la partita. Qui difende bene su Leosenna, la palla che carambola da Massafra,
che la spara in tribuna, dove ci sono i tifosi veneziani. Laterale con Bon proprio qui davanti alla nostra postazione, dalla tribuna centrale della Belbotea Arena. Ottimo qui Facco a capire dove doveva chiudere la diagonale, non è riuscito, però ci ha messo troppa veemenza, non poteva fare altrimenti. Pronto intanto anche un altro cambio, sarebbe il secondo, perché l'unico ad essere entrato fin qui è Leo Senna, costretto ad entrare al posto di Capitan Tilal Ayub. Il pallone intanto era già uscito secondo il signor Sorriso di Frattamaggiore. Dunque laterale assegnato allo Jesolo di mister Darci Foletto, che è pronto a cambiare 3 dei 4 uomini di movimento che ha schierato dal primo minuto di gioco. Raffigna per Massafra che allunga avanti, c'è una spinta di Simone Facco non fallosa, sono pronti ad entrare Bari, Azabi e Giovinazzi. Tris di cambi per mister Foletto, che non può contare su Alberto Celona che in corso d'opera ha salutato proprio Jesolo per vestire la maglia del team Giorgione. Intanto è entrato Simone Cacaro. Primi scampoli di partita per il numero 9 biancorosso, maglia pesante, quella che indossa il giocatore con la maglia numero 9. Bon intanto fermato, resta ancora lì il pallone, lo cerca di recuperare De Chiara, poi bravo Bacco, dito per Massafra, fa giro palla verso Raffigna che è costretto a mettere fuori, non c'è deviazione, dunque la palla dal laterale è per il team Giorgione con Bari. Eccoli qua, sono entrati intanto Bari e Ayub Azabi. Ottimo De Chiara la puntata precisa a trovare però il no sicuro di Massafra. Si era fatto vedere Cacaro sul secondo palo, che ha ringraziato comunque il compagno. De Chiara scodella per Leo Senna, Bari interviene, viene probabilmente colpito da Leo Senna. Bari si tocca il polpaccio, poi Leo Senna sportivamente mette fuori il pallone. In anticipo Bari aveva portato via il tempo a Leo Senna, che però poi si è scontrato, segno di intesa tra i due, non era volontario ovviamente il gioco falloso di Leo Senna, che va a chiedere anche scusa all'avversario con la maglia numero 13 Niccolò Bari. Giorgione, Bon, Leo Senna bene per Bon, chiude bene però Bacoli. De Chiara recupera il pallone, De Chiara, l'apertura per Bon dalla parte opposta, ancora Bon e 2 volte dice di no Ayub Azabi. Era stato bravo Bon a fintare il tiro, poi ancora più bravo Azabi a chiudere lo specchio della porta sulla seconda conclusione del numero 8 biancorosso, che conquista comunque un corner. Quando sono passati 4 minuti e 30 secondi, Team Giorgione ora a fare l'azione d'attacco, ancora una deviazione laterale ancora per la squadra di casa, con Bon che leme va a recuperare il pallone nel centro del campo dove ci sono gli sponsor del Team Giorgione. Bon a rimettere dietro il pallone per Leo Senna, chiama in causa anche Bastini che alza il suo baricentro. Bastini, il sinistro per Leo Senna che spizza il pallone, c'è però una deviazione, dunque sarà corner per il Giorgione. Stava per uscire un grande assist da parte di Andrea Bastini, non nuovo a queste giocate, lui che ha iniziato da giovane come centrocampista, tra l'altro dalle file anche del Padova. Buon tocco di palla, poi si è innamorato della porta, qui la giocata per lo Senna di Cacro, calcia lontano, giocatore dello Jesolo per paura della pressione avversaria. Bastini, il pallone resta lì a Bari che cerca poi la piazzata, chiede scusa a Bastini, errore che poteva costare caro, quello del numero 1 del Giorgione. Intanto si è alzato anche Vecchione, per lui il ritorno dopo varie vicissitudini fisiche del numero 4, non al meglio ovviamente della condizione, ma saprà dire a sua in caso di bisogno. Nella parte opposta si è alzato Matteo Riggi. Massafra intanto il pallone che scende di poco alto, rinvio lungo direttamente tra le mani del collega Massafra da parte di Bastini. Massafra gioca per Azabi, giro palla verso Giovinazzi, Bacoli
unico giocatore del quartetto di movimento ancora in campo. Bari fermato da De Chiara, che poi esce dal campo. Ecco che si rivede allora in campo Andrea Vecchione. Non avrà grandi minuti sulle gambe il numero 4 biancorosso, ma saprà dare il suo contributo con grande esperienza. Bellone che resta ancora lì, l'apertura di Cacaro per Leosenna, Leosenna arriva come un fulmine a Zabbi, poi Leosenna va a carambolare contro Donato Massafra. Gran chiusura quella del numero 11 Iesoleano, che va a salvare ancora la propria porta. Corner con Bon che scodella per Leosenna, il destro al volo svirgolato che termina abbondantemente a lato. Dunque sarà ancora Donato Massafra, quando sono passati 5 minuti e 43 secondi, a far ripartire il gioco con una rimessa del fondo che partirà dalle proprie mani. Comoda di assista per Azzabi, che gira il lato verso Baccoli, davanti alle panchine nel numero 4 Iesolano, fa partire avanti un pallone che viene conquistato senza problemi da Leosenna. Alza la testa il numero 19 biancorosso, lo scambio con Vecchione. Leosenna gira l'altro per Bon, Vecchione il triangolo per Bon. Bon cerca di andare via, chiude bene però lo specchio del passaggio Ayub Azzabi. Laterale Giorgione, Vecchione, giro palla per Leosenna si accentra con una finta, Leosenna viene però fermato da Giovinazzi, recupera ancora il team Giorgione. Ottima la giocata di Leosenna per Bon, che però è stato chiuso da una doppia marcatura, poi è di Bon, l'ultimo tocco con il pallone che termina in fallo laterale, dunque sarà laterale, non è uscita dietro la linea corta del campo, dunque laterale Jesolo, con Giovinazzi che fa segno al compagno Baccoli di avanzare. Passaggio apertura a destra per Massafra, che alza la testa, il numero 1 del Jesolo va a calciare un destro indirizzato per Bari, che termina però alto. Il Giorgione che può ripartire dalla propria metà campo senza alcuna fretta. La squadra di mister Alemao che vuole continuare a vincere per dare continuità all'ottima striscia di punti fin qui conquistati in questo girone, in questo campionato. Tanto il flipper vince il contrasto. Leosenna che va a girarsi, mette un pallone sul secondo palo dove Cachero non arriva il tap-in. Si era smarcato bene Leosenna. Ottima ghiotta occasione per la squadra di mister Alemao, che ha sfiorato poc'anzi il vantaggio. Dopo 7 minuti ancora fermo sullo 0-0, tanto Vecchione, il controblocco di Vecchione, il vantaggio di Andrea Vecchione che ritrova il campo dopo un lungo periodo di pausa, una puntata precisa che va a togliere le ragnatele e l'esultanza con De Generi e Stefani, poi l'abbraccio con tutta la panchina per Andrea Vecchione, che aveva gran bisogno di ritrovare il campo, e lo fa trovando anche il gol che dopo 7 minuti e 2 secondi apre, sblocca le marcature di questa quinta giornata di ritorno tra Team Giorgione, ora in vantaggio, e lo Jesolo costretto ad inseguire nonostante le occasioni avute, ma dalla parte avversaria ha trovato un Bastini fin qui perfetto. Laterale intanto per lo Jesolo, che vuole cercare subito la via del pari sullo svantaggio firmato da Andrea Vecchione. È rientrato intanto Faccio, il pallone in mezzo, Vecchione l'apertura avanti per Bon, era buona, ringrazia il numero 8 biancorosso. Massafra direttamente tra le mani di Bastini, palla lunga per Cacaro che la protegge, ritorna Cacaro, non c'è il fallo di mano chiesto da Facco, continua allora Senna per Bon che non arriva sotto porta al contatto con il pallone. Protesta ancora Raffigna, probabilmente c'era un tocco di mano, ma la posizione ritenuta dal signor Corrado di Castellammare di Stabia era troppo ravvicinata rispetto al tentativo di offesa da parte del 47 Iesolano, che ora sbaglia. Recupera ancora Leosenna, intanto rientra in campo De Chiara con Vecchione che si prende il 5 da parte di tutti i compagni di squadra. Sono pronti Perozzo e l'ex Celona a fare il loro ingresso in campo. Cacaro, va via bene Cacaro ancora, trova il no di Massafra e poi va a prendersi la pettorina e il 5 di compagni. Buona la prestazione fin qui di Simone Cacaro. È entrato intanto Alberto Celona con Bon che mette in mezzo per De Chiara. Bari fa ripartire Facco tiene in campo il pallone
viene però scippato da Leosenna. Bon, Celona dietro da De Chiara, Bon fraseggia il team Giorgione con la palla che supera la linea di metà campo. Celona però ha lasciato tutto solo. Ancora Celona va a puntare Bari, cerca di accentrarsi, poi bravo Rafinha a prendersi il controllo del pallone, a far ripartire per Facco, il tocco dietro per il capitano Rafinha. Nonostante la giovane età, Rafinha è una classe 2005, si è preso anche la fascetta di capitano. Facco, Bastini, morbido, troppo morbido, ringrazia comunque De Chiara. Intanto ecco Perozzo al posto di un stanco Bon, 8 minuti e 30 per il numero 8 biancorosso in campo. Giocatore di sostanza fin qui, quella che ha messo in campo in questa sfida. Intanto l'apertura con Celona che ferma quanto il controback Giorgione. Celona, secondo Bellona, Celona! Traversa clamorosa di Celona, potenza a spaccare la porta. Lo rivediamo subito nel replay di Futsal Veneto TV. È ancora lì che trema l'incrocio di pali. Intanto De Chiara si scontra con Facco, non c'è alcun fallo, si riparte subito con De Chiara, l'apertura cercata per Perozzo, chiede scusa De Chiara, Perozzo non è arrivato al battesimo del pallone sul crochet laterale di destra. Occasione sprecata per un possibile contropiede da parte di Giorgione. Intanto da ripetere la rimessa laterale, il pallone era in campo secondo il signor Sorriso di Frattamaggiore. Di sicuro non sorride Omar Caruani che cerca spiegazioni. Laterale, ma si è perso il pallone. Fallo laterale per il team Giorgione con il signor Giuseppe Corrado che lo recupera nella parte opposta del campo. Un po' come una sbocciata a livello curling, comodo, ha cercato di portare il pallone in campo. Si riparte. De Chiara dietro da Bastini, sinistro verso Bon, il pallone che resta lì. Celona, bravo qui Rafinha a contrastare, Bari ad uscire bene dalla pressione di Celona. Fermato però nel secondo tentativo Caruani, è il suo ultimo tocco. Jesolo che fatica a farsi ora pericoloso dalle parti di Bastini. Intanto in panca a rifiatare è andato anche Yuri Bacoli, che però è lì in piedi pronto a rientrare nel giro di breve. Bastini intanto sul rimpallo di Caruani, Bastini lungo troppo direttamente alle spalle di Massafra. Eccolo lì Bacoli, inquadrato dalle telecamere di Futsal Veneto TV, pronto a tornare in campo. Massafra, comodo vicino per Rafinha. Bari cerca l'apertura profonda per Facco, che però era rientrato quasi nella propria metà campo. Bastini ancora lungo direttamente tra le mani di Bacoli, un flipper con Facco che viene spinto a terra da Perozzo. Arriva il primo fischio falloso dopo 9 minuti e 39 secondi. Il primo fallo del match di una partita maschia, spigolosa ma comunque corretta, che vede il team Giorgione avanti 1-0. Pronto Bacoli dopo il fischio a giocare per Caruani. Caruani si gira, serve il capitano Rafinha cerca l'imbucata per Bacoli. Leo Senna, il pallone carambola su Bacoli, dunque rimessa laterale per la squadra di casa di mister Alemao. Lì in piedi davanti alla propria panchina a dare indicazioni ai propri giocatori. Era buona l'idea di Senna per Celona, non felice di questo passaggio però il 20 bianco-rosso che non è arrivato a tenere in campo il pallone, un pallone che ora tra i piedi dello Jesolo, che in uscita, nella manovra d'uscita è troppo precipitoso e va a regalare subito il pallone alla squadra di casa. Celona dietro per De Chiara. Leo Senna a destra, servito dal numero 6 biancorosso, va via Leo Senna, c'è una deviazione di Rafinha, dunque laterale per il Giorgione in fase d'attacco. Pronto Leo Senna a rimettere in modalità on il cronometro, dietro a chiamare in causa anche Bastini subito per Leo Senna che si accentra. Leo Senna trova lo spazio per andare a calciare, viene però fermato da Caruani. Bacoli lotta con Leo Senna, Bacoli
la finta, Caruani, Facco, ancora Bacoli, si scontrano intanto Facco e Celona, c'è il fallo del numero 20 biancorosso, un blocco irregolare da parte dell'ex giocatore dello Jesolo che va ad aiutare a rialzare il suo ex compagno di squadra. Secondo fallo Team Giorgione, siamo nel secondo quarto di gara, meno di 10 minuti, Celona intanto non riesce a prendere il pallone, Facco senza fallo sul pallone, Facco e qui Raffigna che va di frustrazione a commettere un fallo dove poteva starci male anche il cartellino. Non è stato bellissimo, non è stata bellissima la reazione di Raffigna, frustrato da un fallo non fischiato in precedenza, è andato di potenza su Celona, ma si continua a giocare con Leo Senna che va a cercare di superare Raffigna, che riconquista il pallone dello Jesolo, palla per Raffigna si accentra, viene braccato a fisico da De Chiara, Facco fa continuare il gioco il direttore di gara, poi Caruani porta il pallone sul fondo, c'è comunque la deviazione in corner, viene ravvisato il terzo fallo dopo il vantaggio al Giorgione, 9 minuti 07, qui bravo Facco a prendersi il massimo a cui poteva aspirare. Raffigna fermato da Mufadal, Raffigna ancora per Bacoli, lo scambio con il 47, palla per Massafra che alza una campanile direttamente dalle mani di Bastini subito la prima per Leo Senna avanza per Perozzo viene a girare per Mufadal che viene fermato Brian da Caruani, Raffigna danza con il pallone sotto al piede, Facco a cercare l'apertura che però non è precisa, intanto rientra con la maglia numero 11 Azzabi. Non ho ancora visto Matteo Riggi, maglia numero 12 per lui, non ancora sceso in campo, imbucata per Mufadal, fermato da Bacoli, Raffigna, De Chiara il contro break di De Chiara che va via sulla fascia, De Chiara cercava l'imbucata per Mufadal che si era nel frattempo rialzato, bene De Chiara per Leo Senna, il giro palla per Perozzo che si allunga il pallone, ancora De Chiara, libero di Leo Senna a saltare Bacoli senza il fallo, però lo viene fermato Leo Senna, ancora il 19 biancorosso, l'imbucata per Perozzo che cerca di chiudere il triangolo con Leo Senna, non c'è fallo, sarà allora laterale per la squadra ospite che rimette in campo con mister Foletto Stefano Giovinazzi, la maglia numero 7, proprio Giovinazzi a cercare di aprire la parte opposta per Azzabi, c'è la pressione però forte del team Giorgione che costringe i veneziani ad un errore, intanto fuori Perozzo, rientra Bon dopo aver rifiatato qualche minuto in panca, Leo Senna in mezzo per Mufadal che cerca la giocata che non riesce, laterale comunque per il Giorgione, non ha toccato Leo Senna, anzi sì, ammette di aver toccato il pallone con grande sportività il 19 biancorosso, dunque il direttore di gara, il signor Sorriso di Frattamaggiore, inverte la rimessa laterale che verrà battuta da Omar Caruani, l'8 jesulano, apre per Bacoli che va dalla parte opposta verso Giovinazzi, cerca di imbucarti davanti, De Chiara capisce tutto quanto nell'anticipo su Azzabi, però non riesce a concretizzare il passaggio di palla all'indirizzo di Bond, dunque laterale con Yuri Bacoli che chiama lo schema 2 e proprio i compagni di squadra, non ha fretta l'ex giocatore allenatore Yuri Bacoli, rifiata anche con lo Jesolo che deve cercare di recuperare, tanto De Chiara recupera il pallone, De Chiara per Leo Senna, fermato da Azzabi, poi fa buon muro De Chiara che con un fendente serve dietro per Bastini con il brivido per Mufadal che avanza a destra, palla per De Chiara che torna da Mufadal, ultimo di movimento, lo scambio con Bon, giro palla del Giorgione, fermato De Chiara da Azzabi, lotta ancora De Chiara, c'è però il fallo, una spinta di troppo da parte dell'11 veneziano che va subito a chiedere scusa, il secondo fallo della squadra ospite. Leo Senna intanto un sinistro morbido ma troppo defilato per Naim Mufadal che comunque ringrazia il compagno di squadra del tentativo di servizio. 7:14 ancora da giocare,
una partita spezzettata, quella che vede al momento vincere il Team Giorgione grazie al gol di Vecchione. Muffadal costringe all'errore Giovinazzi, si riprende un laterale negli ultimi metri la squadra di mister Alemao con Bon che posizione per una sola riga nera. Bon viene ravvisato la distanza. A casa mia c'è una linea nera e se è dritto per dritto anche un geometra avrebbe visto che la distanza non era ancora regolamentare. Cosa? Com'è? Ma allora perché il direttore di gara ha detto guarda dov'è la linea del... e quindi allora si è sbagliato lui? Offendi anche lui adesso, cavolo. D'altra parte io ho fatto il conciario, non ho fatto il geometra, quindi non so quali siano le misure perfette. Attenzione Bastini in due tempi sul tiro di Azzabi dal limite. Bastini lungo per Bon con la testa, cercava un compagno sul secondo palo. Gran risposta di un sempre attento Bastini che fin qui sta tenendo al sicuro la sua porta. Giovinazzi, Bastini chiama Mio e induce a fermare, ad arrestare la propria corsa Nicolò Bari. Laterale Giorgione con Bon che cambia subito lato per De Chiara, dietro ancora per Bastini, la puntata per De Chiara con il petto avanza, bravo però Bacoli, riprendersi il pallone a lottare in mezzo al campo con Muffadal, a dare comunque palla per Bari, ha rischiato qui De Chiara. Bacoli, bene l'apertura per Giovinazzi in diagonale che torna poi ancora dietro da Bacoli, giro palla a Jesolo ora che ha il possesso tra i propri piedi per cercare di andare a dar fastidio alla porta di Bastini, viene però fermato Muffadal, c'è il fallo però proprio di Muffadal ai danni di Bacoli, è il quarto fallo, si è stata tutta quanta la panchina biancorossa a protestare. Punito probabilmente il gesto sconsiderato finale di Muffadal, chiede spiegazione Lorenzo Spicci anche a Alemao. Poi nel finale Bacoli era stato appunto colpito da Muffadal, si erano comunque strattonati entrambi, quindi sarebbe stato un fallo a testa. Quarto fallo tra l'altro per il Team Giorgione con il tiro libero che si avvicina, un possibile tiro libero. Rafinha per Bacoli, fermato il pallone contrastato con Cacaro che viene fermato da Rafinha, è il 47 dell'ultimo a toccare il pallone in fallo laterale, un laterale che verrà battuto con la distanza di 3 metri da parte dello Jesolo, che poi facciamo 4 sia per il corner che per la laterale, così è più semplice per tutti. De Chiara, prossima regola da cambiare. Bon intanto sulla pressione dello Jesolo, esce bene Bon di prepotenza a strattonarsi anche con Rafinha, ancora Team Giorgione in possesso palla cercata per Cacaro, si sono tirati le maglie i due giocatori, i direttori di gara lasciano correre, c'è lavoro anche per il cronometrista Antonino La Rosa di Padova che deve tenere a bada soprattutto la panchina del Team Giorgione che si era alzata per un fallo. Qui intanto pallone lungo di Rafinha che finisce alle spalle di Bastini, pronto a rimettere in gioco la palla. 5:34 ancora da giocare. Bastini lungo per Cacaro che non sfiora il pallone, che arriva tra le mani di Massafra. Rafinha, Bari cerca di prolungare il pallone, lo recupera però Bon che chiama in causa ancora Bastini prenota un bel sinistro per Cacaro cerca Bacoli, la spalla era ancoratissima al corpo, Vecchioni tanto è entrato in campo, tanto è a terra, attenzione palla per Bari, il tiro che si perde alto in
a terra ci sono sia Bacoli che Rafinha, non ho visto cosa abbia fatto Bacoli, non so se abbiamo anche visto il replay, non mi sembrava però fosse un fallo di mano, vediamo se la regia mi conferma, sembrava una spalla, comunque poi il braccio era attaccatissimo al corpo. Intanto Guglielmo Murato porta il cartellino del time out al cronometrista, il prossimo possesso Jesolo ci sarà il time out, Jesolo che era in possesso palla, dunque time out per la squadra dello Jesolo con mister Foletto che aveva già la lavagnetta in mano per dare indicazione ai giocatori con la pettorina rosa pronti a rientrare in campo in una sfida che a 5 minuti e 4 secondi dalla fine vede sempre avanti il team Giorgione 1-0, la decide fin qui andrà Vecchione, problemini al ginocchio per Bacoli che rientra in panca, si accomoda in panchina, claudicante una smorfia di dolore per il 4 jesolano. Qui inquadrati invece sono i signori Giuseppe Corrado di Castellammare di Stabia e Gianluigi Sorriso di Frattamaggiore. Questo era il primo a fischio, aspettiamo il secondo, quando salutiamo il birraio numero 1 Nicola Stefani, oggi costretto alla tribuna ad assistere alla sfida dei suoi, qualche problemino fisico. In tribuna c'è anche Justin De Generi, anche lui non è il meglio. Roberto Roschi invece, abbiamo detto che in apertura è stato chiamato dalla selezione nazionale della Moldavia per gli amichevoli con la Bulgaria. Bari, qui bene la difesa del Giorgione che tolto il pallone a un tiro sicuro di Facco. Leo Senna sul secondo palo per Vecchione che non arriva a battezzare sotto porta il possibile 2-0, è andato anche a scontrarsi con Donato Massafra, ai rischi del mestiere del numero 1 ha sfiorato il bis Vecchione. Intanto si è realizzato subito Massafra in panca con la maglia numero 14 Leonardo Vento, pronto a subentrare in corso d'opera, mai ce ne fosse bisogno. E mi sembra che anche Gianfranco Boracco, maglia numero 29, sia portiere. Sì, è così con la cazzettone blu. Giorgione intanto a giocare ancora dietro per Vecchione De Chiara. Caccaro si gira bene, Caccaro va via a due avversari, non però il terzo. Massafra gioca avanti per Facco, spinto da Vecchione, deve fare attenzione al Giorgione, ha già commesso 4 falli, 4:30 ancora da giocare. Bari non può servire Massafra, Bari poi scarica fuori il pallone, va a colpire il suo mister Arcifoletti, fuori Vecchione, rientra Leo Senna, laterale per la squadra di mister Alemao, proprio davanti alla panchina dello Jesolo, sotto la nostra postazione, già battuto da Nicola Perozzo. De Chiara va via sulle corsie laterali, il pallone però era uscito, laterale ancora per la squadra di casa che guadagna qualche metro, deve però arretrare il punto di battuta De Chiara, lo fa dietro, palla intercettata da Caruani cercava l'invito sulla corsia opposta di Facco che ringrazia il compagno. Era una buona occasione questa per la squadra di mister Foletto. A 4:14 dalla fine del primo tempo, sotto di un gol, lo Jesolo è comunque più che mai vivo. L'imbucata di Rafinha che riceve il pallone, deviazione, Facco a terra, viene invitato a rialzarsi dal direttore di gara, quasi a confermare l'idea fallosa che ha Facco, il gesto sportivo di De Chiara, non ravvisato però dal signor Corrado di Castellammare di Stabia. Facco ancora laterale per Bari, lo scambio ancora per Facco che viene fermato. De Chiara esce dalla linea difensiva, pronto a rimettere in gioco il pallone Caruani.
il vicino Bari 4 secondi superati, rimessa laterale per Ozzo, per Leossenna dalla parte opposta, Caccaro per De Chiara che corre, riceve il pallone, però è bravissimo Facco a fermare, un contropiede allora per lo Jesolo con Facco sul secondo palo per Caruani che scivola in porta, segna ma con il corpo, non c'è il pallone dentro la porta, una porta che si è spostata decisamente, un po' stile Portogallo-Italia di una vita fa, quando spostavano la porta. Ah, tu ancora non conoscevi il calcio al 5, Michele, eri troppo giovane. Bastini, si chiamava calcetto ancora a quel tempo, Bastini in gol, ma ovviamente non vale. Rimessa dal fondo di Bastini, terminata in porta con Massafra che ha controllato, recupera ancora il pallone Bon, precipitoso nel cercare di servire Celona, è rientrato in campo al posto di Caccaro, proprio Celona va a pressare Bari, l'ultimo a toccare il pallone è stato il 20 bianco-rosso con la sfera che è finita alle spalle di Donato Massafra, 3:29 da giocare. Massafra pronto a rimettere il pallone avanti, Bastini di testa, esce, deve fare attenzione Bastini perché ricordo nella giornata dove poi ha salutato la squadra a fine primo tempo, un po' per motivi fisici, un po' perché stava per arrivare la prima gioia da papà, stava per nascere il primo figlio, era uscito in malo modo, qui ottimo Caruani, fermato da Bon che si prende un giallo, costretto a spendere il quinto fallo, il team Giorgione con Bon che si è praticamente aggrappato a Caruani. Attenzione intanto il direttore di gara, va a segnalare che ha ammonito l'8. Bon si è aggrappato come quando ci si aggrappa alla ragazza che ti ha appena lasciato e non vuoi farla scappare. Resta con me. Cerchi di trattenerla, però lei ti ha detto ragazzo ti do il 2 di picche. Intanto rientra Vecchione, vediamo lo Jesolo come andrà a sfruttare questa punizione da posizione defilata. Il direttore di gara intanto, il signor Sorriso, va a posizionare nel punto giusto il pallone. C'è un trenino jesolano, Caruani, Bari, Facco e Raffigna. Vedremo come andrà a giocare questo schema, la formazione di mister Darci Foletto, tutti in campo. Un schema su cui fare attenzione. Si parte, spazio per Raffigna, l'imbucata ancora per Facco, poi Raffigna fermato dal corpo di Celona. Laterale, comunque, viva per lo Jesolo. Facco ancora a calciare, viene però fermato con il 10 jesolano che commette fallo su Bon. Terzo fallo, Leossenna avanti, Raffigna con la testa alleggerisce in fallo laterale, un pallone indirizzato dalla parte opposta ad Alberto Celona, palla che Yuri Bakula rimette in campo, pronto il 4 jesolano a tornare in campo dopo qualche attimo di panchina, a recuperare da un problemino al ginocchio in un contrasto. Vecchione con la punta per Bon, fermato da Raffigna, guadagna metri Giorgione nelle battute finali del campo, scodellata la palla per Leossenna, palla che va a fare il velo al palo, si era coordinato in modo magistrale il 19 bianco-rosso, l'urlo soltanto strozzato in gola dai numerosi tifosi del Giorgione, con Raffigna che scarica dalle parti di Bastini, subito ad aprire il gioco per Leossenna che poco fa ci ha quasi deliziati di una perla, per pochi centimetri non c'era riuscito. Imbucata per Bon, Celona fermato da Raffigna. Bari, siamo già dalla parte opposta, Bari bravo a recuperare Celona, Bastini ha fretta di giocare il pallone, lo gioca a destra per Celona con il petto, lo mette giù, lo difende, spalle alla porta, Bari però bravo a strapparlo e a servire Caruani va via sul corsia laterale, poi si porta il pallone oltre la linea nera
che delimita il rettangolo di gioco della Bellbotte Arena. Facco intanto spacca la linea difensiva, si allunga troppo il pallone, Bastini lungo per Leo Senna che con la testa non riesce a tenerlo in campo. Leo Senna poi eloquente nel dire al suo Bastini, il suo portiere, un po' più calmo nel rinvio. Bastini si era però preso dalla voglia di servire il compagno che si era trovato libero, quindi tanto bene Caruani a sbattere anche sulla scrivania del cronometrista. Intanto Vecchione e Caruani in un colloquio poco amichevole, viene richiamato Vecchione dal signor Corrado di Castellammare di Stabia. Laterale per lo Jesolo con Yuri Bacoli, conta il direttore per Rafinha fermato da Celona, ancora laterale, 120 secondi ancora di gioco prima del riposo, ancora una rimessa laterale. Alemao porge il pallone a Bacoli per Rafinha in imbucata, il pallone resta lì, Leo Senna, l'apertura avanti per Celona che viene però fermato dal recupero difensivo di Omar Caruani. Tempestivo il numero 8 iesolano nel recuperare sul contropiede veloce di Alberto Celona. Torna però ad affacciarsi da metà campo avversaria ora il team Giorgione con la rimessa laterale, sempre il solito staccano vista degli out, Filippo Bon a giocare per Leo Senna, rimessa da ripetere con il pallone forse in campo o forse per secondi, non so. Bacoli, Caruani, Bacoli ancora, Rafinha. Va detto comunque che fin qui non si è assolutamente vista la differenza di 23 punti in classifica. Uno Jesolo che meriterebbe il pari, intanto Vecchione per Bon si accentra, Bon nel servizio per Vecchione e poi Massafra ci mette un pezzone, Bon colpito a terra, paratona di Massafra che andiamo a rivedere subito con il replay, lo abbiamo già rivisto. Ancora Vecchione vicino alla doppietta personale, qui Bon non aveva trovato lo spazio per andare a calciare e comunque è stato bravo a rientrare a servire la corrente compagno sua corsia di destra, però super Massafra, un duello tra numeri uno degno di nota per il girone Biccadetto. 1:30, 90 secondi, Vecchione sul punto di battuta del corner, Vecchione dietro per Leo Senna chiama in causa Bastini, stava rischiando di perdere il pallone Bastini ha visto l'apertura per Leo Senna, il pallone che resta lì, Leo Senna cerca il pallonetto ma Massafra recupera bene, poi fa ripartire dalla parte opposta Zabi, non riesce a controllare il pallone, Bastini, c'è Vecchione sulla sinistra, viene visto, Vecchione prende il pallone, lo mette verso la porta, cercava un servizio sul secondo palo verso Leo Senna, non è stato preciso però Vecchione nel contro break del team Giorgione. A 1:08, ancora Vecchione in evidenza, conta il direttore di gara, 4 secondi al primo, Massafra rimette in gioco il pallone, palla servita a Bacoli che va avanti per Azzabi, non deve commettere fallo Vecchione, deve fare attenzione Mufadal, anzi no, è Bon! Il tocco morbido che esce di poco a 55 secondi dal riposo, bravissimo Filippo Bon a giocare sulla corsia laterale su spazi stretti e ad impensierire Massafra che era raccolto il pallone, lo ha servito ora per Caruani, lo scambio con Bacoli che ha fatto velo. Intanto c'è anche il time out di mister Alemao che richiama al rapporto i suoi ragazzi a 51 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. 50 minuti è durato questo primo tempo, abbastanza. Per fortuna stasera abbiamo prenotato per le 20, se no avremmo fatto anche, magari avremmo anche rischiato non arrivare a destinazione pizzetta. Un
primo tempo, come detto, molto equilibrato, anche se è il Giorgione a me ad aver messo il naso davanti con il gol di Vecchione, ha avuto anche la possibilità poi di raddoppiare in un paio di occasioni, ma dalla parte opposta c'è stato comunque uno Jesolo che ha fatto il protagonista, trovando però sulla sua strada un Super Bastini che ha tenuto salva la sua porta in più di un'occasione. Gran lavoro e tante parate anche per Donato Massafra, ed eccoli i due colpevoli, Bastini da una parte, Massafra dall'altra, per un 1-0 striminzito che però non ha mancato di regalare emozioni al sempre numeroso pubblico della bellissima Belboté Arena. Pronto ancora Bon sul laterale, 51 secondi da giocare ancora nel corso di questo primo tempo. Bon dietro per Bastini alza un campanile che sbatte la parte alta della Belboté Arena. Rafinha veloce per Caruani che va dietro da Bacri, giro palla ancora per Rafinha, il capitano dello Jesolo, l'imbucata per Azabi rischia di perdere il pallone, lo prende Leo Senna, Massafra ci mette il petto al limite dell'area e non capitolo ancora 1-0 dunque per il Giorgione. Altra occasione, palla sulla destra per De Chiara, 30 secondi, De Chiara chiama in causa Bon, passaggio dietro per Bastini, avanza Bastini, vuole controbraccare il team Giorgione, poi non è preciso con il destro nel cercare di servire Leo Senna. Allora, ultimi secondi di gioco con il possesso dello Jesolo, Massafra lungo per Azabi, un pallone troppo lungo che termina dalla parte opposta, ancora 14 secondi, allora cercherà il team Giorgione di amministrare l'ultima possibilità di questa prima frazione di gioco con Bastini che va lungo per Leo Senna che mette giù bene il pallone per Bon si allunga il pallone, poi Azabi va a toglierlo un metro prima della linea di porta. De Chiara, il pallone è uscito, un secondo da giocare, il pallone è uscito, dunque con un secondo ancora da giocare aspettiamo soltanto la sirena finale. Palla per Massafra che calcia lungo, non c'è nessun compagno che arriva sul pallone e le squadre dunque vanno a riposo con il team Giorgione avanti 1-0 sullo Jesolo. La decide fin qui il gol di Andrea Vecchione. Per una decina di minuti di nuovo live qui sulla pagina sul canale di Futsal Veneto TV.
Squadre in campo pronte per iniziare il secondo tempo di questa quinta giornata di ritorno, con lo Jesolo al centrocampo per dare il via a questa ripresa. Jesolo di mister Dalci Foletto che insegue il punteggio. L'unica di Giorgione avanti 1-0 dopo un primo tempo infinito, segnato dal sigillo di Andrea Vecchione. Pronti a giocare. Attesa del fischio il signor Corrado di Castellammare di Stabia. Si riparte, secondi 20 minuti, con le speranze per la squadra ospite di trovare la via del pari dopo un primo tempo comunque equilibrato, dove non sono mancate le occasioni, ma più volte Bastini e anche Massafra hanno fatto sì che la sfida sia ancora ferma sull'1-0 appunto firmato da Vecchione. Celona per Leo Senna, anticipato da Caruani, laterale, subito interrotto il gioco dopo 20 secondi del via del primo tempo sotto la nostra postazione. Leo Senna per Celona che non addomestica il pallone all'interno del rettangolo di gioco, permettendo così agli jesolani di poter ripartire. Raffigna, Caruani, Bacoli per Massafre, due assieme, hanno visto che la maglia del Caracchiuppano. In tribuna Walter Ferraro, tecnico oggi dello United Futsal Rossano, che lotta nel girone C di Serie C2 con Atletico Bassano e Monticano per la promozione diretta, qui presente in tribuna ad assistere a questa sfida. Leo Senna, De Chiara spizza un pallone altissimo che Facco di testa panda avanti per Caruani. Raffigna prova a chiudere con un diagonale sinistro, pallone rasoterra che termina però a lato. Bastini fa ripartire subito il gioco per i suoi. Leo Senna cammina avanti, De Chiara che alza un pallone che arriva comodo tra le mani di Massafra. Facco, Caruani fermato da Leo Senna, si continua a giocare. Leo Senna a puntare, ad accentrarsi, poi a scaricare il sinistro che sbatte sul corpo di Raffigna, palla per Bacoli che cerca l'invito per un compagno che però non arriva. Bon protegge il pallone, se lo riprende, lo manda avanti per De Chiara che cambia lato orizzontale per Leo Senna cercava l'imbucata per Celona, passaggio strozzato però da Raffigna. Bacoli si prende un fallo laterale facendo carambolare il pallone addosso al corpo di Alberto Celona, giocatore arrivato nel mercato invernale proprio a Giorgione dallo Jesolo. Quindi De Chiara con il petto si riprende il pallone. De Chiara un sinistro che Massafra in due tempi quasi sulla riga di porta, arpiona. Raffigna, Caruani, Raffigna cerca l'invito per Caruani, un invito però troppo profondo che arriva invece sotto la suola di Bastini che fa ripartire con la mano per Leo Senna. Bon sul fondo, bravo qui Massafra ad uscire dai propri pali, a metterci il corpo, concede soltanto il fallo laterale alla squadra di casa di mister Alemao in piede, così come il collega Foletto. Qui Leo Senna viene fermato da Facco, può ripartire il 10 jesolano. Facco il tiro mancino che esce di poco nella stessa porta nel primo tempo, nel finale del primo tempo. Gran mancino di Leo Senna che riceve ora il pallone di Chiara, fuori di un nulla, tira il volo sugli sviluppi di un corner. De Chiara dietro ancora per Bon il movimento dei compagni. Bon cerca l'invito per Celona che cade a terra senza il fallo di Raffigna, proprio davanti agli arbitri e gli occhi dell'arbitro il signor Corrado di Castellammare. Raffigna ci mette il piede De Chiara che concede soltanto il corner. Alza la voce, forse avete sentito sottofondo, mister Alemao non felice della giocata difensiva di suoi, salvati da De Chiara. Bacoli per Facco, lo scambio, ancora Bacoli, bravo Leo Senna a riprendersi il pallone e poi Facco lo scarica di potenza contro il piede di Leo Senna.
laterale Jesolo con il numero 8 Caruani, in buca dentro per Facco, Caruani ancora, giro palla verso Bacoli, fermato da Celona, il controbreak di Celona che poi va ad arpionare sul coppino il giocatore avversario. Un fallo di Celona, un buffetto a Bacoli, voleva qualcosa di più Massafra. È comunque arrivato il primo fallo quando sono passati 3 minuti e 4 secondi. Primo fallo di questa ripresa. Nel primo tempo aveva sfiorato il tiro libero a sfavore il Giorgione dopo aver commesso 5 falli. Serie di cambi intanto, Vecchione e Caccaro per mister, attenzione, Leo Senna mette il suo nome sul tabellino, si beve la difesa e poi un mancino esterno sul palo lontano a firmare il gol numero 19 di questa sua ottima stagione. Un gol che vale il raddoppio, un gol per dar maggior tranquillità al team Giorgione. Caruani, costruito in detreggiale Caruani a serie della parte opposta per nessun compagno perché Facco era avanzato, Bacoli non era invece indietreggiato. 2-0 che raffredda i bollenti spiriti del ritorno in campo dello Jesolo, che dà maggior vitalità al Giorgione. Bastini un fendente per Perozzo, Raffigna d'esterno per Facco della parte opposta del campo, lo scambio con Bacoli che arresta la sua corsa, salve dietro il suo capitano Raffigna si accentra, Raffigna a calciare, un destro fuori specchio porta con Bastini che apre per Perozzo, ha spazio per avanzare Perozzo, si perde il pallone, da dietro palla per Leo Senna, la giocata di fine, Leo Senna che si prende un fallo laterale sull'ultimo tocco di Caruani, laterale Giorgione, Leo Senna, l'imbucata dentro per Caccaro voleva chiudere il triangolo, capisce tutto quanto, però Caruani, bravo Caccaro, prendersi il pallone che era però uscito, ha visto bene il signor Corrado di Castellammare di Stabia. Laterale per la squadra di mister Foletto, Bari tornato in campo assieme a Giovinazzi, lo scambio proprio tra i due neorientrati. Giovinazzi per Massafra, spara lontano Massafra direttamente alle spalle di Bastini, rimessa dal fondo per anzi no, è laterale, decidetevi, sembra dire qualche tifoso dalla tribuna. Un direttore aveva dato rimessa dal fondo, uno laterale, Bastini aveva posizionato il pallone per una rimessa laterale, sicuramente lui aveva visto meglio anche rispetto alla nostra compostazione. Che bene per Perozzo, fermata l'uscita di Massafra, l'invito al bacio di Leo Senna con un colpo di tacco preciso. Corner Giorgione, Perozzo per Leo Senna, lo scambio per Vecchione che scarica potente alto, non trova lo specchio della porta. Massafra che ha qualcosa da ridire ai propri compagni di squadra per una difesa non perfetta nonostante il tiro altissimo dell'avversario. Massafra intanto per Facco, il pallone però era uscito dal rettangolo di gioco, dunque rimessa laterale per la squadra di mister Alemao che ha trovato il raddoppio con Leo Senna. Bene, qui Leo Senna per Perozzo con il petto, allunga troppo il pallone, Caruani apre per Facco, Giovinazzi si muove, Facco dietro per Caruani, Bari qui sulla nostra postazione, lo scambio non riuscito, qui intanto Leo Senna a mettere in fallo laterale. Giorgione che segue la vittoria numero 12 di questo campionato, un pareggio quello col Bissuola e 3 sconfitte
una stagione che vede la squadra di mister Alemao salda il secondo posto in graduatoria. Qui bene Vecchione di testa, Perozzo fermato da Bari, Caruani, allora il contropiede dello Jesolo con la palla per Giovinazzi che va ad aprire le marcature per lo Jesolo e riapre la partita. Un 2 contro 1 che porta a dimezzare lo svantaggio lo Jesolo. Si arrabbia Leo Senna ovviamente con la sua panchina e con i suoi compagni. Un 2 contro 1 che premia e in modo giusto anche uno Jesolo che ancora ci crede e non mollerà fino all'ultimo secondo. La riaperta Stefano Giovinazzi, manca una vita, mancano 14 minuti e 32 secondi, dunque deve fare attenzione, non deve mollare come chiesto da alcuni tifosi il team Giorgione. Leo Senna per Perozzo, il pallone è troppo profondo, fa buona guardia della propria porta Massafra che apre subito per Bari, lungo, profondo, troppo per qualsiasi compagno, il pallone che scivola alle spalle di Bastini, pronto a prendersi il pallone tra le mani e far ripartire il gioco dei suoi, comodo lì vicino dentro la propria area per Leo Senna. Lo scambio verso Vecchione che torna ancora da Leo Senna, giro palla allungata per Cacaro, protegge il pallone Cacaro, serve dietro per Perozzo, il cambio subito il lato per Vecchione dietro ancora per Leo Senna, ora alza il baricentro lo Jesolo, va a dare pressione al portatore di palla, la formazione di mister Daci Folletto, ma attenzione che la palla sguscia via per Perozzo scivola l'avversario, la rimessa laterale è per lo Jesolo. È entrato intanto Azzabi, pronto a rientrare in campo anche Raffigna dopo il gol di Giovinazzi che ha riaperto la sfida della Belbotea Arena. Bari, Caruani cerca di andare via, Vecchione arriva con il piattone destro, mette in fallo laterale, tanto esce Perozzo, si prende gli applausi dei suoi tifosi, rientra uno dei migliori in campo di questa sfida, Filippo Bon. Tanta sostanza quella del numero 8 bianco-rosso, che ha avuto anche un paio di occasioni per segnare. Azzabi, spalla la porta Azzabi, Bastini si prende il pallone, lo muove subito avanti per Vecchione che rischia di scivolare, resta comunque in piedi e in possesso palla per il suo Giorgione. Bon il movimento per Cacaro che viene spostato con mestiere da Azzabi, una spallata non fallosa quella del numero 11 Jesolano che dà la possibilità allo suo Jesolo di riprendersi il pallone. Giovinazzi, salta bene Leo Senna, Raffigna in mezzo, il pallone bravissimo Bastini, super Bastini toglie il pallone che stava per finire tra i piedi di Giovinazzi, vicino a segnare il gol, uno dei più facili sicuramente della sua carriera, del possibile 2-2, ma Bastini ci ha messo di mezzo il corpo, è rimasto a terra intanto Raffigna, si è scontrato con Vecchione, non hanno ravvisato alcun fallo i due direttori di gara. Resta a terra Raffigna. Intanto continua il reportage di Federico Scambi da Cortina, pronto a tifare gli azzurri dello Slittino nel budello bellunese. Leo Senna restituisce il pallone dopo che lo stesso era stato messo fuori dallo Jesolo per permettere a Raffigna di riprendersi. Resta in campo il numero 47 capitano Bastini, tanto lungo per Naim Mufaddal, con il petto mette giù il pallone, lo tiene vivo perché c'è il tocco di Bari proprio davanti agli occhi del signor Sorriso di Frattamaggiore. Laterale Giorgione, bomba dietro per De Chiara, Leo Senna defilato sulla sinistra, preferisce dare dietro per Bastini, pallone indirizzato all'incrocio dei pali che Massafra in volo spedisce, smanaccia in corner sinistro dolce, quello di Bastini, corner
con Bon per Leo Senna che mette in mezzo un pallone toccato, può ripartire allora lo Jesolo, Rafinha prolunga ma è bravissimo Bon a recuperare e a interdire sul passaggio all'indirizzo di Stefano Giovinazzi, autore del gol che ha riaperto la sfida sponda jesolana. Laterale appunto per la formazione di mister Darci Foletto con capitano Rafinha, funambolo lo scorso anno qui da Bilbote Arena con lo Jesolo nelle finali di Coppa, finali che sorrisero proprio alla formazione veneziana. Ho perso il microfono nell'euforia di andare a raccontare che lo Jesolo lo scorso anno ha vinto la Coppa. Attenzione con le gesta di Rafinha che cerca l'imbucata per Giovinazzi che viene portato a terra senza fallo, si rialza Giovinazzi, non Bon, Muffadal intanto braccato da Azabi, 11:45 ancora da giocare, c'è ancora il tempo sicuramente per vedere ancora e speriamo altri gol in una sfida maschia, vigorosa ed equilibrata che sorride però per un punto di vantaggio al team Giorgione di mister Alemao. Intanto la palla smanacciata da Bastini, De Chiara l'allunga, però l'allunga tra i piedi di Bari che la domestica al limite dell'area senza che Massafra possa intervenire. Poi Bari scarica Giovinazzi che da palla al suo capitano Rafinha ancora per Giovinazzi, lo scambio con Rafinha, Giovinazzi, Muffadal interviene nell'anticipo su Bari che si prende il pallone, ancora Muffadal fermato da Bari che si prende il cartellino giallo. Diciamo che il fallo è sacrosanto da parte di Bari. Se nel primo contrasto ci poteva stare che il direttore non avesse fischiato, nel secondo Bari da terra ha scaraventato di vicino a terra il numero 3 Muffadal. Punizione per la squadra di casa con Leo Senna che ha chiamato in un capannino i suoi compagni di squadra Bon, Muffadal e De Chiara. Punizione davanti proprio alla panchina dello Jesolo di mister Foletto, chiede la distanza Leo Senna. Quanti metri sono? Sono 5, vero? Sono 5 per le punizioni, 5 e un dito medio, oserei dire. Pronto Leo Senna sul punto di battuta, il fischio del direttore di gara, dice no il biancorosso. Dietro per Bastini, non ha fatto il giusto movimento della squadra di casa con Bastini che poi ha calciato dove De Chiara non se l'aspettava probabilmente, un pallone che era rimbalzato addosso al 6 biancorosso che non ha avuto la prontezza di girare le spalle di Massafra che ha fatto subito ripartire il gioco per la sua squadra. Rafinha, Giovinazzi dentro per Azabi, fermato Leo Senna, Muffadal ipnotizzato da Massafra che tocca quanto basta il pallone in corner. Che pericolo per la formazione dello Jesolo. Avevo rischiato di togliere la corrente, mi era venuto freddo. De Chiara ancora Massafra, esce bene lo Jesolo, attenzione con Rafinha in ripartenza, fermato dal recupero di Muffadal. De Chiara, il pallone è riconquistato da Bari, Giovinazzi, si ristabilisce la fase difensiva del team Giorgione. Giovinazzi, lo scambio con Azabi, gira palla per Rafinha chiama in causa Bari sulla nostra postazione, lo scambio per Azabi, conclude il triangolo, va dalla parte opposta per Giovinazzi, fermato da Leo Senna con una spinta senza fallo. De Chiara, trattenuto senza il fallo del controbreak della parte opposta con lo Jesolo, con Rafinha che apre per Azabi si accentra il tiro, ma c'è Bastini sicuro tra i pali, si alza anche Bianchi in panchina, il giovane portiere che ha tenuto alta la difesa del Giorgione nelle settimane in cui è stato assente il portiere titolare Andrea Bastini. Si è messo in evidenza pochi istanti fa con una bella parata. Laterale, pronto Bari sul punto di battuta. Bari scodella per Rafinha che domestica giù il pallone.
chiama in causa Massafra. Donato Massafra, guarda il movimento dei compagni, segue Caruani, Rafinha, fermato da Mufadal che si riprende il pallone, Mufadal lo mette in mezzo per Azabi, bravissimo Mufadal che lotta come un leone e poi spara lontano Pippo Bon, voleva un fallo, Mufadal che ora esce dal campo, entra Cacchero al suo posto con la maglia numero 9, Simone Cacchero che cerca la gioia gol qui alla Belbotea Arena. Rafinha intanto, Bari, bravo Bon a prendersi il pallone, Leo Senna fermato, arriva però Cacchero, il contropiede con Cacchero, continua, Bastini ancora, c'è il giallo intanto per Cacchero per una trattenuta, paratona ancora di Bastini che ha toccato con la punta delle dita. Diciamo che visto che oggi parte 6 nazioni aveva cercato un placcaggio, ma non è proprio 2 placcaggi. È andata bene perché Bastini attentissimo tra i pali, ha detto di no. Attenzione ancora lo Jesolo che vuole il pari, lo meriterebbe, sta giocando alla pari nonostante la grande differenza di punti in classifica. Azabi come un falco sugli sviluppi di un corner, soffre il Giorgione che ricordiamo deve fare a meno di giocatori come De Generi e Stefani, auto per infortunio, e Rosca chiamato all'impegno con la nazionale della Moldavia nella amichevole con la Bulgaria, primo giocatore del team Giorgione. De Chiara, Cacchero si gira, Cacchero in mezzo un pallone, era però uscito, allora sarà rimessa laterale per lo Jesolo. Rafinha a giocare da parte opposta per Bari, Caruani, Baculi, Massafra, De Chiara con il piattone sinistro rispedisce il piano della parte opposta. 9 minuti ancora da giocare, tante emozioni però in questa sfida, soltanto 3 gol, ma non sono mancate le grandi parate di entrambi i portieri. MVP sicuramente fin qui di questa sfida. Caruani, numero 8 dello Jesolo, tocca per Rafinha che lascia lì per Caruani che la domestica ancora per il suo capitano che si accentra. Rafinha, il tiro che sbatte contro Bacoli, la traiettoria del pallone cambia repentinamente ed esce di poco a lato, qualche brivido, tanto Bon è rientrato dal cambio, stava per combinare il pasticcio il Giorgione, ancora Bon va sulla corsia laterale, Bon in mezzo un pallone dove Cacchero non arriva, si era bevuta tutta la corsia laterale il numero 8 Filippo Bon. Cacchero non ha trovato il tapin vincente sotto porta, Bacoli per Massafra avanti l'indirizzo di Faco, fermato però da De Chiara, Cacchero per Bon, il palo pieno di Filippo Bon sul servizio pivot di Cacchero, palo pieno, occasionissima per la squadra di mister Alemao, vicina al tris con lo Jesolo che torna in possesso per pochi istanti, forse l'ha toccata De Chiara, sì, la rimessa laterale per lo Jesolo, infatti mi sembrava che ci fosse stato un ultimo tocco da parte del numero 6 biancorosso che si era accorto di averla combinata in modo anche sfortunoso, ovviamente aveva cercato però di invitare gli arbitri a commettere un errore di valutazione. Caruani per Giovinazzi, Caruani danza con il pallone, l'aiuto di Giovinazzi con un blocco, Bacoli ancora per Caruani, uno dei più attivi della formazione ospite. Caruani poi gioca con i piedi, rimessa laterale per il Giorgione. Bon dietro per De Chiara che torna a dare pallone al numero 8, palla avanti per Cacchero si gira
calcia di potenza, scarica alto, allora può ripartire Massafra, meno di 8 minuti ancora da giocare. De Chiara con il piattone in tribuna, ottima presa di un tifoso che salva il telefono ma si prende anche il pallone che restituisce subito al numero 8 Omar Caruani, pronto a rigiocare dentro per Facco, lo scambio ancora per il numero 8 Isolano che va ancora dal compagno di squadra con la maglia numero 10 sulle spalle, qui intanto il fallo di Caccaro che deve fare attenzione perché era stato ammonito in precedenza, infatti viene richiamato in panchina da mister Alemao che mette dentro nuovamente Celona, uno degli ex della parte opposta, intanto rientra anche Raffigna. Terza punizione per lo Jesolo, 7:41 sul cronometro della Biblioteca Arena, ancora da giocare. Una partita che potrebbe passare alla storia per la lunghissima durata. Stiamo per oltrepassare l'ora e mezza complessiva. Fischia il direttore di gara, 4 secondi a giocare, punizione con Caruani. De Chiara capisce tutto quanto, lo scambio con Celona, bravissimo Facco che però commette fallo. Qui secondo me c'è un errore di valutazione del direttore di gara, perché secondo me non era neanche fallo, mi sembra fosse intervenuto sul pallone, non lo so. Cartellino giallo è andato per Alemao che si arrabbia perché visto il fallo voleva quantomeno il cartellino, che invece lo si è visto sventolare davanti ai propri occhi. Sembrava l'intervento pulito di Facco che poi ha colpito sul giocatore, ma prima sul pallone. Ha visto sicuramente meglio di me il direttore di gara. Palla intanto, invito per De Chiara che ringrazia ma non arriva sul pallone, allora sarà ancora donato Massafra a giocarlo per Giovinazzi, Giovinazzi per Bacoli, si chiude il triangolo per Giovinazzi che però non tiene la sfera in campo. E allora Bon dal lato per Vecchione, Vecchione contrastato da Facco, subito possesso da dietro per lo Jesolo, Bacoli prolunga per Facco, ottima la giocata elegante di Facco che scambia ancora con Caruani, esce però ora la formazione del Giorgione con Celona che viene fermato, bravo Massafra ad intervenire, poi c'è l'intervento di Facco. Rimessa laterale per lo Jesolo, anzi no, pardon, per il team Giorgione, resta a terra Celona. Attimi di confusione in questa sfida, prima volta in Serie B qui a Biblioteca Arena tra le due formazioni, con lo Jesolo arrivato in B proprio la scorsa stagione. Che protesta, devono fare molta attenzione i direttori di gara a non farci scappare una partita spigolosa, maschia, ma comunque corretta fin qui, se sono dati, ma attenzione, la palla in mezzo, l'invito per Celona, bravissimo Baclo a dire di no, riparte fuori con Leo Senna che in scivolata ferma il giocatore avversario, Bacoli ancora, Bacoli per Caruani, Caruani si gira al limite, quasi un rigore in movimento, palla fuori di poco, Bastini subito ad aprire a destra per Bon mette giù il pallone, si prende un corner sul tocco di Giovinazzi, Bon stanco sulle gambe, ha speso tantissimo l'ex giocatore del Montegrappa, il numero 8 Filippo Bon. Scudella per Leo Senna, ancora un tiro al volo di Leo Senna che ha calciato di potenza fuori di poco, palla per Bastini, lungo, recupera il pallone, non c'è il fallo, Celona, ma c'è Massafra che dice di no. Intanto il buon Scambi mi informa che è arrivato anche il primo oro dal pattinaggio di velocità dalla regia.
C'era quindi tanto scarica alto. Siparietto a 6-0-6 in una partita emozionante. Ancora Celona a prendersi il pallone. Celona fermato da Caruani da Facco. Fallaccio di Naim Mufadal. Fallaccio. C'è stata più che altro l'evoluzione quasi con un salto carpiato mortale per Facco. C'era il fallo, ma non un fallaccio cattivo, che si è preso comunque giustamente il cartellino giallo. Intanto c'è Caruani che sta cercando di capire se Naim Mufadal ha gli addominali o no, poi si abbracciano i due. 5:57. Sicuramente questa partita non ha mancato di regalarci grandi emozioni. Nonostante, ripeto, i pochi gol, soltanto 3 gol all'attivo. Vedremo se lo Jesolo dopo questo quarto fallo saprà riaprire la partita, portarla sui binari della parità. Bacoli imbucati in mezzo per Bari, la finta, il tiro di Facco fuori, specchio porta, Bastini lunghissimo, però direttamente tra le mani del collega Massafra, che attende qualche secondo in più prima di far ripartire il gioco. Palla per Bari che non è preciso. Intanto Giovinazzi, c'è anche Guglielmo Burato che alza per far segno al suo portiere di lanciarli lontano. Si era iniziato tanto Caccaro, Bastini per Bon, ha spazio per avanzare Bon, l'imbucata per Mufadal che cercava l'invito per Leo Senna. Capisci tu quanto Caruani, che poi però porta il pallone fuori dal rettangolo di gioco, pallone che supera la linea nera che è il limite della Belbote Arena. 5:32. Leo Senna, 3 metri, ho detto, hanno cambiato la regola qualche anno fa, 3 metri. Attenzione, Massafra, superlativo Massafra, sulla girata potente di Naim Mufadal. Pazzesco, Massafra, classe 89 Donato Massafra, ancora un giovincello tra i pali. Parata clamorosa quella di Massafra, si è trovato lì il pallone, ma se l'è trovato lì perché lui sapeva di dover mettersi lì. Superlativo Massafra. Rimessa laterale intanto per lo Jesolo, a 5:26 da giocare. Out che verranno rimessi in gioco da Omar Caruani sulla linea laterale davanti quasi la propria panchina. Caruani lungo con il petto, Bari dice di no, poi il pallone arriva tra i piedi di Bacoli che cerca l'invito, ma bravo Bon. Bacoli ci mette una mano, forse si è arrivato la mano, c'è anche il cartellino per Bacoli, numero 4, che aveva cercato di murare questa ripartenza. Giallo che ci sta. Caruani che sposta il pallone, ma il signor Sorriso gli dice: sono qua, dove lo vuoi portare? Intanto si perdono secondi per rifiatare perché i giocatori in campo hanno speso tantissimo e mancano ancora 5 minuti e 16 secondi. Non ne vuole sapere di finire. Potremmo chiedere anche eventuali supplementari e rigori. E poi tutti quanti al San Martin con la staffa da 3 litri di birra. Punizione, Leo Senna da distanza siderale, il mancino per Vecchione, la giocata per Mufadal, poi arriva Massafra che si prende il pallone nella mia area, non passa nessuno. Rilancio lungo non amministrato nel miglior di modi poi da Stefano Giovinazzi. Massafra super, intanto rientrato De Chiara, Bastini per Leo Senna,
può controbraccare Leo Senna, l'apertura per Bon con il petto, tiene in campo il pallone e poi scarica altissimo, rientra intanto Azabi per Caruani. 4:56, pronto a rientrare anche Rafinha. Bacoli per Giovinazzi, autore del gol iesolano. Giovinazzi a puntare De Chiara, chiama in causa Azabi che va a calciare, prova lì Bastini, Giovinazzi, fuori di poco il tiro del 7 iesolano. Dopo la grande risposta di Bastini sul tiro improvviso di Azabi, ancora un'occasione per lo Jesolo. Che i punti fosse un incontro di box meriterebbe quantomeno il pari, ma il Giorgione non vuole ascoltare sicuramente le mie considerazioni. Bon cerca l'imbucata dentro, il pallone riconquistato da Bacoli, palla per Giovinazzi, fermato da Senna, l'ultimo a toccare però è Leo Senna, allora laterale per lo Jesolo, Arcifoletto è lì in piedi davanti alla propria panchina, l'apertura avanti per Azabi, l'imbucata per Azabi che si gira, chiama in causa un compagno, palla che è ricevuta da Bacoli che cambia subito il lato per Bari, ancora da Bacoli non lo ferma Celona, Bari fermato da Leo Senna, può ripartire allora il Giorgione, le squadre sono stanche in campo, difficile, attenzione Bon si accentra, chiama in causa dietro, si riparte dietro con Leo Senna che va addirittura da Bastini, 3,50 Bastini, non è preciso, intanto a terra Bacoli, è sfinito, qualche problemino anche al ginocchio, se lo sta massaggiando la parte interna del ginocchio sinistro, si rialza Bacoli, pronto ad uscire dal campo, al suo posto rientra capitano Rafinha, con Massafra che gioca per Bari, lo scambio non riuscito con Giovinazzi perché ha fatto velo, qui Caccaro come può, Bastini, l'apertura per Leo Senna avesse preso il pallone lo avrebbe girato sicuramente subito per Bon, già battuto il laterale, finale incandescente qui alla Belbotea Arena con il Giorgione avanti soltanto 2-1, ma un soltanto per colpa di un Massafra superlativo, lo è stato anche Bastini. Se oggi, lo ripeto, abbiamo visto pochi gol, è colpa, anzi verrebbe da dire merito, di chi indossa la maglia numero 1 sulle spalle. Bon intanto per Leo Senna che fa buona guardia, Bon girato De Chiara, libero De Chiara, guardato visto da Bari, da dietro palla per Bon, lo scambio per Leo Senna davanti ad Arcifoletto, accentra il pallone ancora per Bon, lo scambio con il vicino biancorosso, palla lunga per Bon, Massafra arriva quasi al limite della sua area con la mano, la spara fuori, sfinito Giovinazzi, si accascia praticamente a terra in panchina, non ha nemmeno la forza di sedersi sulla panchina della Belbotea Arena, al suo posto è rientrato Caruani. Leo Senna, vedremo anche se mister Folletto andrà a giocare la carta del potere di movimento, è così, perché vedo Guglielmo Burato che sta cercando la maglia con Facco, pronto a vestire la maglia numero 10 blu, gli stessi colori che oggi indossa Donato Massafra tra i pali della formazione iesolana. Uno Jesolo che continua a girare palla mentre scorrono i secondi, 150 al termine di questa sfida infinita, con De Chiara che ferma il tentativo di ripartenza di Bari e mister Folletto che chiama i suoi uomini al time out a bordo campo con Simone Facco pronto ad entrare in campo come portiere di movimento. Sarà un finale, un assalto all'arma bianca per la formazione dello Jesolo con il buon Chico Scambi, ci sta guardando, lo salutiamo. Ogni volta che nomino Scambi è una birra, sono già a 5. Io guardo il futuro, Michele, di sicuro non moriremo dissetati, cioè non moriremo, no, quella secca, insomma, quella cosa lì. Intanto ora inquadrata la panchina del team Giorgione con mister Alemao che dà indicazioni ai suoi 2.25 da giocare in un finale palpitante
primo fischio di direttore di gara. Andiamo intanto a controllare i parziali di questa giornata, con il Bissuola che ha vinto ancora la 15ª vittoria stagionale, 3-2 a Belluno. Goleata della Futsal Tesina 11-2 in casa contro il mio team Lignano, vittoria interna anche del Ligas Futsal Cividale per 5-1 sul Giorgione Futsal ovviamente. Tambureggiano anche i tamburi, intanto fuori Massafra che deve sistemarsi la pettorina rosa addosso, dentro c'è Facco come proprietà di movimento, spinge alto lo Jesolo che vuole il pari. Vecchione, Senna, Bon e Mufadal, i 4 a difendere la porta con Bastini tra i pali, palla in mezzo con Leo Senna che non lo trattiene in campo. Schema mano in alto chiamato da Yuri Bacoli che fa cambiare lato al proprietà di movimento Facco. Il 10 si sposta dalla parte opposta rispetto alla tribuna da cui vi stiamo raccontando questa sfida infinita. Bacoli, la finta per Raffigna, Facco, Raffigna, ancora per Facco a calciare, il gol del pareggio di Giovinazzi che firma la doppietta personale, il pallone gli sbatte addosso, un gol fortunoso ma che va detto insomma anche meritato per uno Jesolo che ha sempre avuto la voglia e la forza di crederci. 2 pari a 1,49 da giocare, con il Giorgione ipnotizzato più volte da Donato Massafra che cercherà di riprendersi il vantaggio. Senna imbucata per Mufadal, Vecchione, Leo Senna ancora, Bon, ultimo di movimento Bon, palla dietro per Bastini viene spinto a terra Mufadal, ma viene ravvisato ai direttori di gara. Proteste anche di Lorenzo Spicci ai danni del numero 1 Giuseppe Corrado, un fallo che l'arbitro numero 1 non avrebbe potuto vedere vista la posizione in cui era messo in campo, non è stato sicuramente aiutato dai colleghi in campo. Una spinta che sì c'è stata, ma magari anche Mufadal nell'enfasi della sfida si è lasciato cadere in modo precipitoso. 1,24 ancora da giocare, si ripartirà da Bastini che rilancia troppo lungo direttamente ancora alle spalle di Massafra, doppietta di mano per Bastini ma ovviamente non regolamentare. Intanto Leo Senna ferma Raffigna con un blocco non falloso laterale già battuto da Leo Senna per Vecchione chiama l'inserimento di Bon che riceve il pallone. Bon dietro per Bastini, 1 minuto poco più. Bastini prolunga per Mufadal, bravissimo Mufadal a metterci una pezza laterale, e qui hanno ragione gli jesolani a protestare perché sul tiro, se il giocatore dello Jesolo è andato a calciare, il pallone è carambolato su Mufadal che poi si è alzato prepotentemente, probabilmente avevano ragione di avere la propria rimessa. Ultimo minuto intanto di gioco, 2-2 dalla Belvote Arena. Leo Senna non salta Raffigna che alza una gamba praticamente all'altezza della nuca del 19 biancorosso per mettere in fallo laterale. Vecchione, Bon per Leo Senna, ma il pallone non è preciso e torna in possesso lo Jesolo, uno Jesolo a cui va bene anche il pareggio. Raffigna dietro per Massafra, Bari per Raffigna, il pallone è riconquistato da Zabio, la giocata, il tiro vicinissimi al tris quelli dello Jesolo, pallone uscito di un nulla,
palla lunga intanto per Leossenna non la domestica al centro dell'area dove c'era Bon, 33 secondi, manca pochissimo ma manca tantissimo in questo finale di partita, con Bastini a 25 che rilancia lungo per Leossenna, abbracciato in modo amorevole da Bacoli senza il fallo. Bari fermato da Vecchione, laterale Jesolo, 14 ancora da giocare sul cronometro della Belbote Arena. Qualcosa da ridire tra Bari e Vecchione, finale incandescente. Anche Leossenna cerca di tranquillizzare ma non in modo pulito, e la panchina non si può giocare, sarà il direttore di gara a far ripartire il gioco. Un po' increduli i tifosi del Giorgione per un pareggio arrivato nel finale. Bari dietro per Bacoli, ultima speranza Jesolo, Massafra, Vecchione si riprende il pallone, Vecchione ancora, 6 secondi, Vecchione, Bacoli con il petto dice di no, poi arriva Muffadalla a calciare, non c'è il fallo secondo il direttore di gara e arriva anche la sirena che decreta il finale di questa sfida. È rimasto a terra Muffadalla nel contrasto con un giocatore avversario. Si scaldano gli animi in questa sfida, si salutano giocatori avversari in campo, le proteste dalla tribuna. Si sono divise la posta in palio, un 2-2 che probabilmente non fa contento nessuno di entrambe le squadre, con il Giorgione che sale a quota 35, lo Jesolo a quota 12 ma resta comunque invischiato nella zona calda della graduatoria. Si salutano i giocatori, si spiegano anche Senna e Facco, certo si spiegano in modo non proprio idilliaco, con i direttori di gara che attendono le due squadre al centro del campo per il saluto finale. Sull'ultimo tiro di Muffadalla è arrivata la pronta risposta di Donato Massafra, grande protagonista di questa sfida. Termina allora con un 2-2 la sfida, la quinta giornata di ritorno tra Team Giorgione e lo Jesolo. Stefano Testoni per Futsal TV vi ringrazia, vi dà appuntamento tra 2 settimane. Viva il futsal!